Rieccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con il Campionato Italiano del Gusto, un percorso sensoriale e non solo, anche turistico alla scoperta del Friuli Venezia Giulia. Le due squadre che si affrontano oggi sono l'Udinese e la Roma, quindi abbiamo la squadra della capitale, o meglio la squadra giallorossa con il capitano Totti che sfiderà un Udinese in gran forma. A noi non resta quindi che andare a scoprire formazioni, gusti, consigli e poi vedere chi vince proprio sui piatti. Venite con me. Per la formazione dell'Udinese, qui allo Storione, ristorante storico di Pratta con Giacomo Buzzi, che formazione schiera? Ma è una formazione, un 4-3-3. Quindi una formazione d'attacco quasi? Una formazione d'attacco, esattamente. Ma dimmi allora, le caratteristiche di questa formazione, o meglio di questo piatto, quali sono? È un piatto primaverile, un piatto frizzante, un piatto che ricorda un po' la primavera per tutti i suoi ingredienti, insomma. E tra l'altro come si fa? Allora si prende un girello di vitello, si rosola bene in padella con del lardo fresco e poi si passa al forno con una spalmatina di senape, si cucina al punto rosa, che non sia troppo cotto altrimenti la carne viene asciutta, e poi si condisce con lo sclopit, che sarebbe il grisol oppure il carletto italiano, con l'asparago fresco e poi alla fine dei ciccioli di maiale sfumati all'aceto e delle scaglie di formaggi Frant. Certo, sicuramente è una formazione variegata e anche creativa, eh? Certo, abbiamo fatto apposta per vincere. Giacomo, complimenti, bella formazione, però adesso andiamo a scoprire anche la formazione della Roma. Per la Roma, o meglio per la Lupa, Angelo Onofri del ristorante Agli Spaghettari. Angelo, insomma, ben arrivato, la formazione che schieri. Grazie, dunque sicuramente siamo qui per vincere, quindi una formazione d'attacco, una squadra molto corta, un 4-3-2-1, quindi squadra corta con dei rigatoni. Facciamo un gioco di squadra, amalgamiamo il nostro guanciale, che ci mettiamo un po' di cipolla, un piccantino quanto basta di peperoncino, sfumiamo tutto con un bel bicchiere di vino bianco e poi per ultimo offriamo il nostro pecorino sopra a tutte le nostre azioni in modo sperando di sfondare la porta avversaria. Pecorino un po' come il grande bomber Totti, eh? Beh sì, stagionati tutte e due, però con l'effetto sicuramente devastante. Beh, Angelo, complimenti, io invece adesso vado a sentire i coach delle due formazioni. Ciao! Ciao, Crepilupo! Abbiamo visto le formazioni, però dobbiamo scoprire le tattiche ed iniziamo proprio dagli ospiti, dalla Roma, dalla Lupa, con Alessandro Riem, segretario generale della FIPE di Roma. Che tattica usi qui nel campo del Friuli? La solita tattica di Roma, che riesce a far diventare romano anche chi non è romano, perché questa si chiama amatriciana, da amatrice, e quelli di Amatrice fanno gli spaghetti alla matriciana, mentre noi romani i famosi bucatini alla matriciana, che oggi per comodità, per non sporcarci eccetera, abbiamo usato un altro tipo di pasta corta, ma il sugo è sempre quello. Passiamo a sentire anche il coach dell'Udinese, quindi Sergio Lucchetta, che è il presidente della FIPE invece del Friuli Venezia Giulia. Noi come ci difendiamo invece, Sergio? Qui forse per difendersi dobbiamo attaccare, e qui attacchiamo con le erbe della primavera, le erbe di campo dei nostri campi, lo sclopit o grisul o silene, cioè tanti sono i nomi. In questo piatto abbiamo anche il formaggio di Malga, il formaggio di Travesio, quindi sicuramente piatti del territorio. Speriamo di fare quei soliti combattimenti che riusciamo a fare anche con queste truppe molto forti. Un personaggio che di gusto se ne intende, o meglio Gioacchino Bonsignore, direttore proprio della rubrica del TG5 Gusto. Gioacchino, insomma, mi sembra che il match sia interessante e anche gli ingredienti del match. Beh, io sì, sono molto onorato di essere qui e devo dire che è soprattutto interessante vedere il tentativo che fa anche il calcio, un match sportivo, di affrancarsi a volte da un clima così a volte difficile e di riportare tutto su un clima di convivialità come quello che si respira in un match che non è solo nel campo ma anche a tavola. Devo dire che forse il piatto romano un po' scontato lo è. Gli amici chef romani forse non hanno peccato di fantasia in questo caso, perché certamente la matriciana è un grande classico, mentre ho visto un tentativo di innovazione, di raccontare il territorio, c'è stato un tentativo secondo me molto riuscito da parte, diciamo, della squadra friulana.
chi meglio di Edison Mariva, direttore generale della Turismo FVG, può dirci e darci l'esito di questa partita. Insomma, com'è andata? Ma lo diciamo subito, ha vinto la squadra dell'Udinese. Io sono contento perché sono friulano, però voglio dire che la partita è stata molto difficile perché si confrontava una ricetta storica romana che ha apprezzato tutti perché gli italiani con la pasta vanno a nozze, però ha vinto credo la freschezza e la stagionalità del piatto friulano. Ecco, mentre la pasta alla matriciana si mangia tutto l'anno, il piatto che oggi ha presentato il Friuli era una composizione molto ricca e variegata con erbe anche di campagna rare, che hanno dato quella freschezza e quella, diciamo, temporalità necessaria. Siamo in primavera, l'erba di campo si trova in certi prati della pianura friulana, ma poi c'erano anche prodotti legati agli allevamenti. Diciamo un territorio che riesce a mettere insieme la neve delle montagne, che c'è ancora, grazie a Dio, con la pianura, le colline, il mare, che per noi è la risorsa fondamentale del turismo, rappresenta ben il 70% del turismo della regione. Fabrizio Nonis, in compagnia di un parterre straordinario, vi dà appuntamento e non mancate alla prossima puntata, sempre qui dallo Stadio Friuli, per il match, il campionato italiano del gusto.